Governatore Federica, Lucio Gomiero, il nuovo direttore di Promoturismo FUG, cosa si aspetta da questo cambio di direzione? Beh, intanto noi abbiamo fatto una scelta che supera la vecchia logica della politica, dove non abbiamo scelte persone di area vicine o amici degli amici, abbiamo guardato il mercato, cercato un professionista che potesse svolgere al meglio questa sfida, che sicuramente è importante per il Friuli Venezia Giulia, perché oltretutto con la scelta di unire la promozione agroalimentare dentro la promozione generalizzata, proprio per potenziarla e quindi fare un sistema unico di promozione Friuli Venezia Giulia, crediamo che questo rappresenti uno degli assi portanti del futuro economico della nostra regione. Pensiamo che il 23% delle persone decide dove andare rispetto a quello che trova da mangiare e quindi noi, unendo enogastronomia, territorio ovviamente, città d'arte, percorsi legati alla natura e alle bellezze della natura di Friuli Venezia Giulia, riusciremo, e questo è l'obiettivo, a cercare di potenziare il turismo nella nostra regione creando un sistema integrato che possa non soltanto far arrivare le persone, ma tenerle per più giorni possibili e quindi lasciando più risorse sul nostro territorio, i nostri imprenditori, a chi fa del turismo la propria attività economica, che quindi arricchisce anche la regione e la prospettiva economica del Friuli Venezia Giulia. Lucio Gomiero, nuovo direttore di Promoturismo FUG, ha appena firmato il contratto, quali saranno le prime azioni e soprattutto cosa si aspetta da questi primi tempi col nuovo incarico? Ringrazio innanzitutto per la fiducia che mi è stata accordata dal governatore, dall'assessore e delle persone che ho incontrato. Credo che ci sia una sfida importante, il tempo di capire che cosa è stato fatto, ma credo che ci siano tre parole chiave che in questi giorni abbiamo usato sia col governatore sia con l'assessore, che sono strategie chiare, l'altra è sistema o sistemi territoriali e la terza, importantissima, le squadre. Vale a dire la capacità di poter sfruttare al meglio attraverso strategie chiare e definite quelli che sono dei sistemi territoriali e le squadre e le persone che già oggi hanno fatto un buon lavoro fino ad oggi, che noi cercheremo di migliorarlo e innovarlo. Si punterà soprattutto anche sull'agroalimentare, che in Friuli Venezia Giulia è un cavallo di battaglia piuttosto importante. Assolutamente, è un settore importante, un settore all'attenzione di tante parti del mondo e quindi dobbiamo fare in modo che questo asset fondamentale del Friuli Venezia Giulia diventi un asset portante del turismo e dei flussi e anche della capacità di far innamorare i turisti di questa meravigliosa regione.